ritrovati in una nuova puntata di Eventi del Territorio. Quest'oggi siamo a Murle di Pedavena, siamo alla festa di Sant'Antonio e siamo con il nostro carissimo amico Andrea Zanotto, che è il presidente dell'associazione. Ben ritrovato Andrea, è un piacere averti qui ai nostri microfoni e davanti alle nostre telecamere. Raccontaci nel come si svolge questa festa. Ma questa festa è partita giovedì e si concluderà domenica. C'è la serata di domani sera, poi c'è sabato e domenica, sabato e domenica tutto il giorno. E niente, io devo solo ringraziare tutti i miei volontari, tutte le persone che collaborano a questa manifestazione, che sono tanti, e quindi posso solo ringraziare loro, perché una persona non può organizzare tutto quello che si vede. Ringrazio anche comunque l'amministrazione comunale che ci dà gli spazi, ci dà un aiuto. La disca che fa mal, Teresina imbriagona, poca voglia di lavorare, la setota una vestaglia, la che ancora da pagare. Oh com'è bella l'uva fogarina, oh com'è bello saperla vendemmiare. Pedavena è una grande comunità, Pedavena è ricordata per tante cose, per il Monte Avena, per la birreria, ma Pedavena, se non avesse il tessuto, il mondo del volontariato, le associazioni che operano e che danno al territorio quel valore aggiunto, non sarebbe nulla. Noi crediamo di avere questo valore importante, cioè di avere delle associazioni come Sant'Antonio di Murle, qui siamo nella importante sagra che organizzano ogni anno festeggiando e celebrando il santo patrono Sant'Antonio il 17 di gennaio, dove all'interno di questa festa ci si riunisce, ci si ritrova, in realtà non solo i pedavenesi ma anche il feltrino, per fare festa, per stare assieme. E mai come oggi abbiamo bisogno di comunità, mai come oggi abbiamo bisogno di stare assieme, di vivere con gli altri, di relazionarci e da uscire da quelle case che il Covid purtroppo ci ha vincolato per troppo tempo. Fiorellin che per la bella del cadore segnò il destino, la colpa fu. Vorrei approfittarne per dire a tutti quanti: veniteci a trovare domani e domenica, perché poi fino al prossimo anno non ci sarà più, quindi una lieta serata a tutti e grazie. Quindi avete capito bene, vi aspettiamo qui a Murle, Andrea e il suo staff vi aspettano per farvi degustare degli ottimi piatti. Grazie mille e buona serata.